Bene, amici del podismo e della corsa, ben ritrovati. Oggi siamo qua di nuovo per parlare di Ultra Trail e precisamente parleremo della Cormor Ultra. Ne abbiamo già parlato in qualche video, abbiamo dato i consigli preziosi che Ivan Kudin ci ha passato, speriamo che li abbiate guardati. Oggi presentiamo in maniera più completa, più dettagliata tutta la manifestazione. Lo facciamo con il presidente del gruppo Marciatori Udinesi che organizza questa manifestazione, nonché la persona che l'ha ideata e l'ha voluta, diciamo, questa manifestazione, Benolic Fiorentino, e con Lorenzo Corattini, che è il vicepresidente, che invece ci parlerà un po' del percorso, vi darà anche lui qualche consiglio perché l'ha fatta parecchie volte, quindi la conosce molto bene. Dunque, parliamo in dettaglio del programma. Ricordiamo ottobre, si svolge in ottobre, domenica 18 ottobre, 16, prima papera, 16 ottobre. Siamo già arrivati alla quinta edizione, quindi sta crescendo di anno in anno. Adesso magari illustraci un po' la giornata, ci sono tante cose, il programma è molto fitto, quindi ti lascio il microfono. Cerco di essere abbastanza conciso perché le cose che si potrebbero dire sarebbero parecchie. Allora, la manifestazione si divide in due corse particolari, una corsa competitiva di 68 km o 69, dipende dalle varianti possibili lungo il percorso che saranno verificate prima della partenza, e una corsa non competitiva di 36 km. La corsa competitiva parte da Buia alle 8 di mattina per arrivare a Marano Lagunare entro le 9 ore, entro le 17 del pomeriggio. La corsa invece non competitiva parte da Zugliano alle ore 10. E il tempo massimo è sempre comunque alle 17 del pomeriggio e prevede appunto 7 ore di percorrenza di tempo massimo. Quindi è fattibile anche per camminatori perché le 5 km all'ora sono alla portata di ogni buon camminatore. Due manifestazioni che sfruttano, direi, un percorso in parte collaudato dai camminatori e dai corridori, che è l'Ipovia, nel tratto appunto Buia e il Parco del Cormor. Questo tratto qua è collaudato e è praticamente tutto sterrato, è un tratto molto veloce in leggera discesa con alcune piccole salite. Poi abbiamo il tratto dal Parco del Cormor a Zugliano, che percorre la periferia ovest di Udine, che si snoda su tratti asfaltati. Naturalmente la periferia di Udine è quella che è, e su tratti invece sterrati, sfruttando piccoli pezzi e piccoli di terreno e di piccoli parchi lungo il Cormor, per arrivare a Zugliano. Da Zugliano in sostanza riprende il percorso nella campagna, sfruttando per lunghi tratti delle sterrati lungo il torrente Cormor, praticamente fino a Marano Lagunare. Questa per quanto riguarda la corsa dei 69. La differenza tra il 69 e il 36 che una parte dopo a Zugliano e diciamo dimezza praticamente i chilometri della corsa. La manifestazione è sempre in crescita, è stata in crescita, è stato anche un nostro azzardo perché chiaramente su queste distanze qua non è difficile trovare molti corridori, ma nell'ultimo anno abbiamo avuto anche le nostre soddisfazioni, raggiungendo circa un 150-160 persone complessivamente sulle due corsi, che per noi è una soddisfazione.
Praticamente il programma, vi ho detto già delle partenze 8 e 10, ci sarà una navetta che da Marano alle 6 di mattina per la lunga porta i corridori alla partenza di Buia, alle 9 alle 9 partirà la navetta invece per portare le persone a fare la corta, a partire da Giuliano, che chiaramente la corta parte come avevamo già detto alle 10. E dopo l'una sarà aperto il Pastaparty alla pescheria di Marano Lagunare, un bel posto sul porto di pescatori di Marano Lagunare, dove ci saranno poi le premiazioni e diciamo così, e il rinfresco finale. Abbiamo previsto anche per i corridori, visto che la fatica sarà notevole, comunque anche dei più allenati, insomma, cioè 69 sembra comunque un percorso impegnativo, e è previsto appunto le docce e anche il reparto massaggi. Quindi insomma volevo dire, aggiungere anche per completare la cosa, ci sarà l'autovolanza che segue la corsa, più un punto dopo la metà del percorso, un punto medico per eventuali problematiche. C'è la possibilità appunto di attivare diciamo, un servizio per i ritiri, per eventuali ritiri, speriamo di no, dei corridori. E speriamo bene che comunque vada tutto bene, perché insomma comunque è sempre uno sforzo notevole da parte di tutti. Ecco. Dunque avete sentito, insomma, l'organizzazione è abbastanza collaudata, si pensa un pochettino a tutti, insomma, la parte organizzativa, ristori, quanti saranno più o meno? Ristori per la lunga e 5 ristori per la corta. Bene. Possiamo già dare qualche numero come adesioni? C'è qualche nome magari che puoi già dirci, oppure ancora teniamo... Ma ci sono dei dati interessanti, la manifestazione si sta, diciamo, allargando, abbiamo più che tante adesioni locali, ma che quelle sono scontate, ma arrivano sempre all'ultimo momento perché certo, sono i soliti noti, abbiamo molte adesioni dall'Italia ma anche dall'estero. Verranno un gruppo di persone da Napoli, 6 persone da Napoli, sono molte persone venete, dal vicino Veneto, che vengono dal resto della regione, e anche abbiamo delle adesioni dalla Slovenia, per cui insomma questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che la cosa è sentita ed interessa, per cui insomma, è una soddisfazione per noi. Quindi in crescita, insomma, anche come interesse. Bene, adesso abbiamo parlato del programma, adesso magari diciamo qualcosa sul percorso, su come affrontarlo, magari parlando dei punti più salienti, insomma, per chi la conosce già, che magari l'ha già fatta, forse non sarà insomma tanto importante, però penso magari ci sarà tanta gente che ha intenzione di farla la prima volta, e sicuramente i consigli di chi l'ha fatta più volte, è un esperto ormai di questo tipo anche di corse lunghe, i consigli saranno sicuramente preziosi. Dunque Lorenzo, tu sei un veterano di queste corse, no? Ne fai sempre tante. Parlaci un po' del percorso, come affrontarlo, insomma tutti i consigli che ti senti di dare. Bene, allora il percorso abbiamo detto è 69 km, io parlo della lunga principalmente, è un percorso prevalentemente pianeggiante, molto pianeggiante nella parte finale, quando la stanchezza incomincia a salire dalle gambe, e il rettilineo finale è molto pianeggiante e sembra che si allunghi man mano che il tempo passa. Dunque, per chi l'affronta per la prima volta, cosa bisogna dire? Che allora, non c'è bisogno di portarsi niente dietro. Se qualcuno è abituato a portarsi amminoacidi o le barrette, eccetera, lo può fare, però lungo tutto il percorso ci sono ristori, acqua e anche alimenti solidi sono in abbondanza, quindi non c'è bisogno di portarsi dietro niente.
Cosa bisogna fare per affrontare una gara del genere? Una cosa fondamentale, divertirsi a correre, perché questo è la nostra filosofia e il nostro obiettivo. Partire piano. E aggiunge partire piano, confermo, bisogna partire piano perché non bisogna dar fondo alle risorse nei primi chilometri, bisogna abituarsi poi negli allenamenti fatti precedentemente a consumare grassi, quindi a correre a velocità non molto elevate e essere nella predisposizione anche di testa giusta, perché ci sono momenti in cui uno viene assalito dalla stanchezza e lì bisogna stringere i denti e andare avanti. La soddisfazione finale comunque è assolutamente garantita. Io l'ho già fatta 3 volte. L'ultima edizione completamente sotto la pioggia, dall'inizio alla fine, è stata un po' pesantina, molto fangosa, ma ricca di soddisfazioni anche questa edizione. Si può farla senza grandissimi allenamenti. Io personalmente non faccio allenamenti particolari, faccio i soliti 3 allenamenti settimanali per un totale di una 50ina di chilometri alla settimana. Chiaramente ogni tanto faccio qualche lungo, qualche ultra trail magari in montagna eccetera, 4-5 ore, aiuta soprattutto la predisposizione mentale. Però si parte piano, se si è in compagnia tanto meglio, ci si dà una mano, l'assistenza c'è ed è pronta. In 4 edizioni non abbiamo mai avuto nessun problema, se non i piccoli incidenti, qualche ritirato capita sempre, ma capita anche nelle corse di 10 km, anzi forse queste lunghe qui sono per la muscolatura anche meno traumatiche di quelle brevi, veloci, dove si deve dare tutto. Quindi affrontare senza paura, con coraggio e buttare il cuore oltre l'ostacolo, che sembrano tanti sulla carta 69, ma si possono fare. Spaventano un po', però dopo no, una volta partiti, come anche dicevi tu, magari anche se sei in gruppo, se sei in compagnia, insomma, è forse più facile, ecco. Passato il traguardo non spaventano più. Ecco, avete sentito? Quindi sì, diciamo anche che alla partenza di Zugliano ci sarà anche il punto per cambiarsi, no? Dove chi fa la lunga potrà, ecco, che sembra magari è una cosa anche importante, perché magari si è sudati, si ha un attimo bisogno di cambiarsi, quindi lì ci saranno le vostre borse, anche con tutte le vostre cose. Ecco, giustamente le ritroverete poi anche a Marano, comunque lì appunto chi arriverà da Buia potrà eventualmente cambiarsi, o se hanno dentro barette qualcosa potranno usufruire anche di questo servizio. Poi ci saranno sì, le biciclette, no, che apriranno e chiuderanno, come forse l'avevi già detto tu, no? Quindi ecco, per ogni tipo, ci saranno degli apripista sia per la 36 sia per la 69 km e anche un corridore che chiude la gara per segnalare eventuali problematiche lungo il percorso, per cui il percorso sarà controllato prima dagli apripista che controlleranno che tutto sia a posto, le segnalazioni, cosa molto delicata, e appunto anche diciamo così, la persona che chiude per fare in modo che tutte le persone siano sotto controllo e non ci siano delle problematiche particolari lungo il percorso, ecco, per cui provvederemo anche a questa cosa che è essenziale. Sì, poi tutti gli incroci saranno presidiati, quindi ci saranno tutti gli amici del gruppo Marciatori Udinesi, insomma se c'è qualche necessità, ecco. Si interpella la persona sul percorso e questa persona è in collegamento con l'organizzazione diretta e noi provvederemo a qualsiasi eventualità, se necessità che ci sia sul percorso. Ecco, quindi insomma potete contare per qualsiasi cosa anche su tutte le persone che saranno impegnate nel controllo, nei ristori e quant'altro.
Deve aggiungere ancora una cosa il Presidente. Anche Prego. perché sentendo molte persone al telefono che mi chiedono spiegazioni, molte sollevavano una problematica, che tipo di percorso, cioè che fondo ha, perché molti chiaramente fanno conto su un percorso pesante, difficile, fatto di sassi, è un bellissimo, io lo dico subito, e questo abbiamo 4 anni di esperienza e questo è il quinto, è un bellissimo percorso fatto per correre. Il fondo è ottimo, terra battuta di norma, un po' di asfalto ma pochissimo, per cui qualche piccolo strappo, non salite lunghe ma strappi di decine di metri, per cui fattibili, anche per rompere un po' la monotonia di una corsa diciamo standardizzata e banale, per cui è un percorso in leggera, diceva Lorenzo, in piano, ma comunque complessivamente è una leggerissima discesa, ed è quindi che va dalla collina, dalla prima collina al mare, quindi anche questo favorisce, diciamo così, psicologicamente almeno il corridore, per cui è una corsa secondo me positiva. Non lascia anche nei giorni successivi degli strascichi pesanti, perché magari l'asfalto può creare dei problemi, mentre quel terreno non dà quelle problematiche che tante volte durante le maratone su strada si notano, ecco, per cui secondo me è una gara anche da quel punto di vista positiva. Che non presenta particolari problemi, quindi un percorso misto. Sì, ci saranno dei guadi da attraversare, ma non credo, no? Se non ci sono problemi, guadi asciutti, ecco, quindi se no c'è l'alternativa, qua mi suggeriscono, quindi avete sentito, sì, non ci sono problemi, un percorso ormai collaudato, l'assistenza ci sarà, insomma, per qualsiasi cosa non ci sono problemi. Bene, io direi che abbiamo detto insomma tutto, perché ormai abbiamo spiegato, presentato la manifestazione, abbiamo dato i consigli, adesso mancano solo i podisti, quindi iscrivetevi, insomma, speriamo di avervi invogliato a tornare chi è già stato, ma quello sicuramente a provare, a chi non si è mai cimentato su queste distanze che sono molto belle, sono un'esperienza penso che valga la pena di fare. Bene, allora ci rivediamo domenica 16 ottobre, tutti quanti alla partenza di Buia o di Giuliano, poi avete sentito si farà festa a Marano, insomma c'è da mangiare per tutti. Pasta, formaggio, salame, ecco. Di tutto Di tutto e di più, quindi è una festa proprio dello sport, della corsa lunga e per stare insieme. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video, vi lascio ai vostri allenamenti, come sempre appunto vi lascio augurandovi buoni allenamenti, speriamo di rivederci quel giorno e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie, ciao!